Questo appuntamento che sostanzialmente chiude il secondo anno del master che è stato organizzato proprio da UNEBA con l'Università di Verona per formare appunto persone che sappiano gestire realtà sociosanitarie, perché non c'è niente da fare. Per prendersi cura delle persone la risorsa più importante non sono i soldi, non sono le strutture, ma sono le persone. E soprattutto qui a Verona celebriamo un master che voglia dire vogliamo preparare persone in grado di gestire e di valorizzare le risorse umane. E nei centri servizi sociosanitari le persone più importanti sono gli operatori, sono gli infermieri e oggi sappiamo che queste figure mancano. Mancano perché la programmazione dell'università per gli infermieri e dei corsi per gli operatori hanno mancato, non formano a sufficienza le persone che servono. E questo nostro voler investire sui responsabili è proprio anche un grido, un segnale, una forte scossa che vogliamo dare. Perché abbiamo visto che nel momento in cui si sono avute delle risorse economiche con il PNRR si è pensato subito alle strutture, a strutturare, a costruire, mentre invece forse il messaggio più importante era come possiamo formare più persone. Questo corso di Verona vuole dire che l'UNEBA pensa che la risorsa più importante non sono le strutture, ma sono le persone e quindi questo master vuole formare le persone responsabili. Quindi noi vogliamo proprio far sì che queste persone diventino la risorsa per coinvolgere altre persone, perché per poter avere nuovi infermieri, nuovi operatori, bisogna che ci siano persone capaci di motivarli, di coinvolgerli, perché oltre a dover organizzare nuovi corsi e corsi a cui poter far partecipare tante persone, bisogna anche essere in grado di narrare la storia dell'attenzione alla cura alle persone fragili. E per prendersi cura delle persone fragili e perché una società stia in equilibrio, stia coesa, bisogna che le persone fragili siano al centro, siano curate e per fare questo bisogna che ci siano altre persone che se ne prendono cura. Quindi non è solo una questione formativa, non è solo una questione di occupazione, ma anche una questione di equilibrio sociale. Ecco, questo è il nostro obiettivo, fare in modo di formare persone in grado di sostenere e costruire una società più coesa che sa prendersi cura delle persone fragili.